qualche idea ce l'ho, vedremo di fare una giunta che sia competitiva, che sia assolutamente fatta di persone che hanno professionalità e soprattutto operatività, perché i veneti ci dicono ogni istante adesso andate avanti pancia a terra perché non avete alibi. Giunta in tempi rapidi e poi subito al lavoro, ma per ora niente anticipazioni su chi sarà assessore. Luca Zaia attende dalla Corte d'Appello di Venezia la conferma degli eletti in Consiglio regionale per dare il via ufficiale al suo secondo mandato da presidente della regione. Tra le preoccupazioni del governatore un allarme sicurezza che in Veneto, dice, ha oramai assunto i contorni di un quotidiano bollettino di guerra, una questione da risolvere subito. Ci sono due interventi che possiamo fare a costo zero: convocare il Parlamento, e lo si fa in un istante, e inasprire le pene, ma inasprirle sul serio. I cittadini chiedono giustamente la certezza della pena. Dall'altro ovviamente abbiamo migliaia di militari dell'esercito stipendiati che oggi non sono impiegati in operazioni di guerra, che potremmo mettere veramente a disposizione delle forze dell'ordine. C'è poi la questione immigrazione e il pericolo di infiltrazioni terroristiche anche in Veneto. Zaia si auspica che i privati non cedano alla tentazione di ospitare i profughi nelle loro abitazioni. Rischiano di ospitare 2 volte su 3 una persona che non è scappata dalla morte e dalla fame, visto che considerato che sono i dati ministeriali, ma dall'altro voglio anche ricordare che noi abbiamo già dato 514.000 immigrati, 10,5% della popolazione, siamo una delle 3 regioni che ha più immigrati in Italia.